Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Gentili amici e amiche, la visione dell'ascolto, buon pomeriggio, notizie giorno per quanto riguarda il nostro appuntamento con infofriulitv.net e chiaramente l'ospite per l'approfondimento che è già collegato con noi, che è il sindaco di Premariacco Michele De Sabata, al quale do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie dell'opportunità di fare due chiacchiere con te. Bene, allora prima di parlare col sindaco però diamo due notizie di cronaca, proprio veloci, e poi ricordo più tardi ci sarà anche l'edizione delle notizie, dell'edizione giorno con il riepilogo dei servizi, vi daremo anche i risultati finali per quanto riguarda la Serie B, li daremo anche adesso, ma prima però la cronaca, che è quella più importante. Andiamo a Trieste. Un incendio per cause accidentali si è sviluppato questa mattina poco prima dell'alba nel centro di raccolta dei rifiuti riciclabili di via Pietraferrata a Trieste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo giuliano che hanno lavorato per circa 4 ore fino intorno alle 8:30 per avere ragione delle fiamme sviluppatesi per autocombustione. Nessuna persona è rimasta ferita. Rilievi da parte dei carabinieri. Adesso ci spostiamo a Vicenza per dire: arrestati durante un'operazione della polizia congiunta di Milano e Vicenza 3 cittadini dell'est europeo specializzati in furti e rapine in villa. I malviventi sono stati fermati proprio mentre erano nella villa di un imprenditore di Vicenza pronti a rapinarlo. Il gruppo era tenuto sotto controllo da giorni dalla squadra mobile di Milano, che già alcuni giorni prima gli aveva impedito di effettuare un colpo a Rimini, facendo intervenire una volante per un controllo. Gli investigatori, anche attraverso le attività tecniche di intercettazione, erano a conoscenza dell'intenzione degli indagati di mettere in opera un nuovo piano criminale. Nelle perquisizioni effettuate dai poliziotti nei luoghi in cui avevano dimorato durante la permanenza nel capoluogo berico sono stati sequestrati guanti in lattice, radio, rice trasmittenti, fascette elettriche e 4.000 euro in contanti. Allora, prima di parlare con Michele De Sabata vi do velocemente un aggiornamento per quanto riguarda il calcio, perché ci sono in corso le partite della Serie B, il Pordenone in particolare, e poi la Serie D. Vi dico subito che Pordenone-Lecce si sta giocando in questo momento il secondo tempo, 1-1 a Lignano, Lecce in vantaggio al 14° minuto con coda, poi pareggio subito dopo di Musiolik per il Pordenone, mentre per quanto riguarda le nostre corregionali impegnate nel campionato di Serie D, vi aggiorniamo che al termine del primo tempo Ambrosiana, Chiarlins Muzzane, scusate, sta per finire il primo tempo, Ambrosiana, Chiarlins Muzzane 1-1, vantaggio dei friulani con De Agostini al 17°, pareggio di Dorazio al 23°. Le altre due squadre impegnate sono ancora ferme sullo 0-0. Adesso entriamo nel vivo della cronaca direttamente col sindaco di Premariacco. Perché l'intervento? Perché avevamo detto, si ricorda, no, signor sindaco, esattamente 20 minuti dopo che lei ha avuto l'ufficializzazione di essere salito nello scranno principale del Palazzo Comunale, durante la diretta le dissi: tra 100 giorni ci risentiremo per fare un po' il punto della situazione. Allora cosa ci racconta dopo 100 giorni? Ho approfittato di fare qualche giorno in più, quindi non sono stato puntuale nei 100 giorni, abbiamo fatto qualche giorno in più. Ti dico la verità, mi sono serviti tutti perché è stata comunque una partenza molto molto difficile, come era facilmente auspicabile, ma del Palazzo Comunale, Tornate in onda, scusa, sei tornato in onda, tranquillo. le scuole secondarie, le scuole primarie, l'archivio, la biblioteca, la caserma più l'asilo, la discarica, Brettella più Guado, più c'era questa problematica dell'indagine in corso. Diciamo che mi sono trovato 4 fogli zeppi di problematiche da risolvere. Diciamo la verità che in tutto questo tempo qua
ho lavorato parecchio più che con gli uffici tecnici, con gli avvocati. In questo momento abbiamo 3 avvocati nell'area del comune, divisi per problematiche, che ci stanno dando una mano a uscire in maniera, diciamo, meno problematica possibile. Ci sono dei problemi veramente importanti di non facile soluzione che si portano avanti da tantissimi anni, ovviamente non legati tutti all'amministrazione precedente, ma sono da 30 anni, tipo quello della discarica. Abbiamo voluto affrontarli, comunque c'erano da affrontare. Non vorrei dimenticarmi che pochi giorni fa ci è arrivata un'ingiunzione da parte del curatore fallimentare dove ci chiede 700.000 euro per una causa ancora in corso dell'asilo di Iblis, che era stato fatto un cambio, gli sarà data la caserma in cambio dell'asilo, l'operazione non era andata a finire molto bene, ed è notizia di pochi giorni fa che ci è arrivata questa ingiunzione da parte del curatore fallimentare per ben 700.000 euro, cosa che se va in porto vuol dire default completo di un comune, o quantomeno solo il fatto di accantonare in caso di perdita della causa vorrebbe dire bloccare il bilancio per i prossimi anni. Stiamo cercando di uscirne bene, siamo convinti e fiduciosi che ce la faremo, usciremo da questo impasse e porteremo a casa anche questo problema. Insomma, vi state tirando sulle maniche, no, Sindaco, insieme ai tuoi collaboratori per cercare un po' di rimettere in sesto, come hai detto tu, la macchina burocratica comunale. Hai trovato un po' una situazione, come l'hai sottolineato, abbastanza particolare. Tra l'altro per Mariaco, ricordiamo, è arrivata al voto anche con degli episodi di cronaca molto importanti che abbiamo seguito anche noi. Voi stessi siete stati gli unici a scendere in campo con una lista civica ben forte a 360 gradi, viene da dire, forse a 350, visto che alcuni gradi della scala Mercalli si sono persi per strada, no? Però avete fatto, come si dice, un'operazione importante, avete portato avanti, evitato il commissariamento del comune, che voleva dire ulteriori guai per quanto riguarda poi il futuro, con critiche anche abbastanza pesanti, no? Sì, diciamo che io sono felice di quello che la gente poi ha scelto, perché adesso che sono dentro, dopo tutti questi mesi, pensare che ci fosse un commissario al posto nostro mi verrebbe davvero mi verrebbe freddo solo il pensiero, perché alcuni problemi non possono essere risolti da un commissario, senz'altro avrebbe avuto mano libera su alcuni concetti, su alcune cose, ma il resto no, il resto ci va in amministrazione. Siamo stati, tra virgolette, fortunati che i pseudo avversari hanno fatto anche degli errori, ci hanno permesso di amministrare questo comune. Di questo ne sono felici pure in regione, perché poi alla fine un commissario non avrebbe agevolato quello che sono le problematiche. Settimana prossima saremo, o quantomeno nelle prossime settimane, saremo forse al penultimo miglio, non l'ultimo miglio perché sarà ancora lunga, ma al penultimo miglio di un grande problema che è quello della discarica, problema di 30 anni che si porta avanti. Andremo a presentare un progetto, un preliminare, con 3 ipotesi. La meno costosa sarà da 3 milioni e mezzo di euro, la più grande, la terza ipotesi, da 12 milioni di euro. La Regione sarà invitata a scegliere quale procedura dovrà fare. Solo questa procedura, che ovviamente ci vede al fianco di un avvocato molto tecnico su queste cose, solo questa procedura sarei molto curioso di sapere come faceva il commissario a gestirla e a portarla addirittura d'arrivo, ripeto, il penultimo miglio, perché la strada sarà ancora lunga. Detto questo, anche pure gli altri avvocati sono di aiuto, perché ci sono problematiche connesse proprio all'indagine che ha bloccato alcuni cantieri. Siamo riusciti con difficoltà a sbloccarli, ma non per mancanza di volontà, perché proprio gli ingranaggi poi saltano completamente, no? Venendo a mancare l'amministrazione, venendo a mancare l'ufficio tecnico per un periodo, tutto si ammucchia, e poi disbrigare la matassa non è facile. Ti posso dire una cosa, sono felice anche che ho un bellissimo gruppo, sia dei miei assessori sia del consiglio intero. Sono presi ognuno un pezzettino di questa problematica e la stanno portando avanti in maniera per me molto soddisfacente. Ovviamente la controparte, a mio avviso,
quella che doveva essere la controparte, il presunto leader quantomeno, secondo me ha commesso un gravissimo errore, quello di non partecipare a questa campagna elettorale, anche perché avrebbe avuto la possibilità di essere quantomeno in minoranza e poter dare anche un aiuto. Secondo me ha commesso un errore, questo errore lo sta pagando, l'ha fatto pagare fra l'altro anche ad alcune persone che meritavano anche di continuare l'esperienza amministrativa, perché 5 anni... Senti che ti chiedo, Michele, scusa, senti che ti chiedo, ci diamo da tu perché sono tanti anni che ci conosciamo io e te. La situazione per quanto riguarda un po' l'ambiente, sono stati giorni veramente, devo dire, di fuoco, no? Sembrava di essere tra Beirut Ovest e Beirut Est, no? Cose da muro di Berlino quasi. Ecco, tutto quello che è accaduto durante la campagna elettorale con questa località, insomma, questo comune spaccato a metà, da una parte i votanti e dall'altra parte i non votanti, no? Dopo passata la Buriana, no? Si è calmata un po' la situazione oppure sotto sotto il magma è ancora pronto a far esplodere il vulcano? No, si è calmato per un motivo semplice. C'è la democrazia, esiste la democrazia, quindi questa amministrazione farà il suo percorso. D'altro canto loro hanno fatto una scelta, a mio avviso sbagliata, quella di non partecipare al dialogo amministrativo e quindi sono fuori, fra virgolette. E da fuori è difficilissimo. Già quando si fa opposizione la vita è molto difficile, no? Per tutte le opposizioni in qualsiasi democrazia se stiamo parlando, sia italiano o anche quello americano. Cioè essere in opposizione è già difficile, non esserci proprio è ancora più difficile. Comprendo anche la loro incapacità di esprimersi, quantomeno di essere propositivi, perché essendo fuori da tutto hanno solo Facebook e con Facebook è molto difficile amministrare o esserci dentro le cose, quindi possono sapere delle cose purtroppo a volte anche inesatte, perché Facebook non è una Bibbia, non è neanche il Cencelli della democrazia cristiana, della democrazia in generale, hanno delle difficoltà ogni tanto a capire quello che succede e di conseguenza, secondo me, scivolano anche su alcune cose. Certo. Possiamo dire, senti, sai che io sono un giornalista di provincia a cui il voyeurismo non gli si addice, no? La parte della guardona muta proprio non mi piace. Possiamo dire che quella famosa collaborazione che vi era stata paventata anche attraverso i giornali locali e attraverso insomma anche i social media, subito dopo l'esito finale del voto, praticamente è rimasta sulla carta in un certo senso. È rimasta una stretta di mano fatta fuori dal bar da Vera per Mariacco. Tanto per fare la foto sul Messaggero e far vedere che erano lì. Ma Insomma, non c'erano neanche i giornalisti, è stata fatta una stretta di mano, un bocca al lupo, noi siamo qua pronti a dare una collaborazione. Porto solo un esempio, l'ultimo, sai che io abito tra l'altro a Ossaria ha un emblema che è il suo orso sul palo, prima delle elezioni ancora è sceso l'orso pure lui a vedere cosa succedeva in città. Un esponente della ex amministrazione, per dirti il livello di comunicazione, ci ha chiamato per chiedere quando ritornerà l'orso al suo posto, è stato spiegato perché quando ritornerà, e poi lo dirò ai cittadini di Ossaria, quando ritornerà questo orso sul palo. Bene, dopo averlo spiegato, 3 giorni dopo ha chiamato un noto giornale, il nostro giornale di numero 1 in Friuli, esiste solo quello, non è che ne hai altri. Esatto. Lo ha chiamato, la solita classica lettera, per chiedere quanto mai tornerà questo benedetto orso, a dimostrazione che neanche la comunicazione diretta non serve. Quando si vuole sfrugulare e tirar fuori i petes in paese, si fa questo. Io ormai sono avvezzo un po' a queste cose, non mi fanno molto. Dispiace a qualcuno perché si nervosisce, ma a me no, personalmente, guarda, non ho di questi problemi. Fa invece molta impressione. Ecco, lascio un inciso, così lasciamo in sospeso per gli abitanti di Ossaria. L'orso a febbraio tornerà sul suo posto. Giustamente l'ufficio tecnico mi dice: una volta che è giù l'orso approfittiamo per fare la scheda tecnica del palo, così siamo certi che se domani dovesse tornare giù l'orso almeno sappiamo le regole come sono fatte. Quindi andava messo a posto a livello tecnico questo palo, quindi a febbraio, a febbraio è molto probabile che l'orso ritornerà sul suo pennone, ritornerà sul suo palo e Ossaria sarà felice. Vi faccio velocemente solo un esempio che mi ha fatto invece malissimo, e ho anche reagito abbastanza male, perché un conto è la dialettica, un conto sono le battute su Facebook,
Un conto è fare del male della gente, a me questo non sta bene. Noi siamo un comune che soffre il problema delle discariche, ma questo non è sufficiente per spiegare cosa soffre Firmano. C'è stato un deprezzamento totale delle case, c'è gente che ha investito i propri soldi, si ritrova delle case che valgono 2 euro perché quella è una zona martoriata dalle discariche. Sono 30 anni che hanno una falda inquinata, quindi quando si parla di discarica Premariacco, sì, è vero che abbiamo tutti quanti un nervo scoperto, ma Firmano in particolare, i suoi abitanti stanno davvero male per questa situazione qua. Giorni fa c'è stata un'impresa del territorio che ci ha chiesto di fare un ripristino ambientale, quindi su una ex cava, quindi in una buca, ci ha chiesto di riportare della terra, perché poi Firmano adesso è diventato un territorio protetto, è un SIC, quindi diventa tipo, è un Magredi di Firmano, non si può portare più nulla in alcune zone, ma nulla significa nulla, se non E della neanche un terra. sasso non puoi buttare, tanto per essere Puoi chiaro. portare solo della terra e rocce da scavo senza codici, senza nulla, solo questo si può fare. È ripristino ambientale per uso agricolo, significa ricoprire questo benedetto buco per poi sopra rimetterci mais, soia, vigneto, quello che volete, oppure farlo rimanere prato stabile. È un'azienda del posto, ha fatto la richiesta correttamente abbiamo risposto sì. Beh, qualcuno che ha fatto anche amministrazione ha avuto Mi hai anticipato la domanda. la capacità di attaccarci e dirci che noi porteremo rifiuti e fanghi industriali a Firmano. Ha creato un pandemonio in mezzo alla gente, abbiamo ricevuto le chiamate. Ovviamente tu ben sai che adesso siamo fermi con lockdown, quindi non c'è neanche il famoso Facebook Furlan, no? Non c'è neanche il bar dove poterlo spiegare, non ci sono le assise, non c'è il posto, neanche la sala comunale dove poter portare la gente e spiegare che cosa abbiamo fatto e che cosa si fa. Questa, a mio avviso, è vigliaccheria, cioè farmi un attentato alle spalle e soprattutto fare del male delle persone che non se lo meritano. Senti Michele, senti, possiamo dire che mentre l'orso di Ossaria tornerà, come hai detto tu, a febbraio nella sua posizione dove era, qualche altro orso ha perso il pelo ma non il vizio, ecco, tanto per essere chiaro. Ma poi io davvero, davvero mi chiedo una cosa, ma perché lo fai? Ma quale scopo? No? Poi c'è qualche altro orso anche che ha un'età ancora più matura, fra l'altro, e che visto che a mio avviso, a mio modestissimo avviso, politicamente si è anche folgorato, fulminato, perché insisti a strugolare senza nessun ritorno? Perché comunque raccontare queste cose senza avere un ritorno, io un po' avvezzo sono, le spalle larghe ce le ho, capisco che uno potrebbe tormentarmi o fare apposta e mettermi a fra ruote per trovare un qualcosa un domani, ma senza neanche l'alba, dandosi la nomea di paladino della libertà, della civiltà a Premariacco. Guarda, l'altro giorno stavo leggendo l'ANCI dei documenti che ci arrivano, tre cose che ci arrivano. Si parlava di varie problematiche, non ultima quella del sindaco di Torino che ha preso 1 anno e 6 mesi per delle azioni dei violenti che hanno fatto in piazza per la volta della Juventus. Si è preso 1 anno e 6 mesi di carcere il sindaco, e quindi si stava discutendo di questo. All'interno di questi documenti trovo una frase che alcuni sindaci dei comuni hanno coniato, praticamente non è una frase loro, non è neanche coniata, perché è una frase detta, citata, quindi che una comunità è come una nave, chiunque dovrebbe essere in grado di guidarla. A questo punto qua a me mi si accusa di non essere umile, di non imparare. Tu ben sai perché sei del territorio. Sono parecchi mesi che io sono fra Corno di Rosazzo, Manzano, Butrio, Remanzacco, poi siamo anche una comunità, siamo 7 comuni, che vado a trovare i sindaci, vado a capire dove è il meglio, dove è il peggio, cosa si può fare di più, cosa si può fare di meno. Quindi quando mi si dice De Sabato più umiltà, ascolta i consigli, io dico se questa barca deve essere guidata e deve essere amministrata da qualsiasi, se mi permettete scelgo io chi è il comandante. E Schettino, anche perché mi sembra che Premariacco, permettimi, mi sembra che Premariacco di Schettini ne ha già avuti parecchi, insomma, no? Tanto per permettetemi, è ora di girare la costa, tanto per lasciare il messaggio chiaro. Scelgo il meglio. E anche in questo caso davvero abbiamo dei sindaci qua vicino a noi da applausi, nel senso che abbiamo da quello di Corno a quello di Butrio, Remanzacco, la nuova di Cividale, cioè un'esperienza amministrativa di tantissimi anni, e chi se non con loro dovrei confrontarmi. Fra l'altro ci vediamo 3 volte a settimana, perché tra la comunità e tra le varie problematiche che ci legano si fa anche in fretta, se uno ha la capacità e la voglia di ascoltarli, ad imparare e a commettere meno errori possibili. Tendenzialmente, ripeto, non voglio essere cattivo, ma quando mi si dice ancora oggi
si continua a tormentare la gente di Premariacco dicendogli questa ultima sciocchezza, quella della casa del medico. Ti anticipo pure questo, che è una problematica uscita da pochi giorni, no? Addirittura mi si dice che la casa del medico avrebbe risolto il problema dei tamponi, del Covid, quasi quasi siamo diventati un caso nazionale. Con la casa del medico Premariacco abbiamo risolto un sacco di cose. Allora, innanzitutto, un po' di serietà nelle cose. Mi sono rivolto all'azienda sanitaria, ho parlato con la dottoressa Agnaletto, che è la stessa dottoressa che ha fatto visita con il vecchio sindaco Trentin alla casa del medico di Premariacco. Siamo andati dove? Dove c'è la miglior casa del medico in assoluto, forse in Friuli, che è Butrio. Siamo andati dal mio amico sindaco di Butrio, assieme all'Agnoletto, ci ha fatto visitare la casa del medico. Parliamo di 6 stanze, perché ogni medico deve avere la sua stanza e non è che la noleggia a tutti quanti quelli che passano. Ogni medico ha il suo lettino, le sue cose, quindi non è che poi tutti quanti si fa 2 ore io, 2 ore te nella sala del medico. Ogni medico ha la sua stanza. Ci sono 2 piani, 6 stanze, 3 medici, uno che gira, un pediatra, l'assistente domiciliare, sopra pure lei, c'è anche, ci sono 6 postazioni, hanno 2 segretarie, 10 ore al giorno è aperto con le 2 segretarie, si va solo per appuntamento. Questo edificio di proprietà del comune costa 53.000 euro all'anno, questa è la casa del medico. E come vuoi che non la faccia anch'io Premariacco, orgoglioso, magari in disfida contro Butro la faccio anche più grande, perché no? C'è un problema però, prima di dire che del sabato la sua amministrazione non vuole avere la casa del medico, chiediamo una cosa, chiediamogli ai medici, non ci sono i medici. In questo momento nel territorio Premariacco abbiamo 2 medici, di cui uno è Orsaria, che non intende assolutamente muoversi, ha dato disponibilità per 2 ore martedì e 2 ore venerdì, 4 ore totali, mentre l'unico medico in loco è a 150 metri in linea d'aria. Il terzo medico ventilato, il dottor Rabiz, è a Corno di Rosazzo, non può venire a Premariacco perché è fuori dal distretto, in un altro distretto, e oggi, ancora oggi, mi trovo qualcuno che mi dice: tu non vuoi fare la casa del medico? Noi avevamo contattato i medici e anche la farmacia, eravamo tutti pronti. Ho visto il progetto, mi hanno detto apri il cassetto, ce l'hai lì il progetto. Mamma mia, il progetto su un foglio A3 con la ex stanza del medico, e a parte c'è uno sgabuzzino, permettimelo, vi porterò i dati se volete vederli, uno sgabuzzino di 11 metri quadri, dove dentro ci sta un lavandino, una porta, una finestra, 3 sedie, un tavolino. Questa è una stanza del medico? E allora io dico, non avremo molta esperienza, ma non siamo neanche così stolti da non capire che questo non è la casa del medico. Ho chiesto all'assistente sociale se poteva per cortesia andare lei in quell'angoletto lì, e mi ha risposto: ci vai te in quell'angolo lì, perché in caso di problematiche da lì non si esce. No? Non vorrei fare altre battute perché i regolamenti non prevedono 11 metri quadri. Diciamo che, dato perché sennò altrimenti qualcuno ci può accusare che ti sto dando spazio per fare propaganda, no? No. Ci saranno anche quelli, non preoccuparti, le critiche arriveranno, ma io non ho quei problemi, insomma, sono un camaleonte e faccio vedere agli altri come si lavora. Senti, Michele, invece, le cose importanti, perché giustamente la gente vuole sapere... Permettimi, Omar, di chiudere solo questo discorso qua, perché la casa del medico è semplicemente rinviata a 2 date. Una, quando uscirà la biblioteca da quel posto, ed è il primo progetto che l'amministrazione che ho l'onore di presiedere andremo a fare, è la biblioteca nuova del comune. Questa biblioteca, quando sarà pronta, avremo gli spazi per poter riorganizzare, sì, a questo punto lo studio del medico, però fermo restando che ci devono essere i medici. Certo. E quindi è semplicemente spostata con un cronoprogramma diverso, non serve fare la casa del medico senza il medico. Sono perfettamente d'accordo. Senti, altre invece iniziative, in attesa di sapere anche questi benedetti 700.000 euro, come hai detto tu, no? In apertura, che vi sono arrivati sul groppone, non per colpa vostra, ma ve li siete trovati in posta diretta, come si dice in questi casi. Altre iniziative per quanto riguarda invece le cosiddette tasse, tra parentesi, avete qualcosa in programma? Allora, abbiamo ovviamente congelate tutte, nel senso che non ci sarà nessun aumento di nessun tipo, e questo era il minimo e il dovuto. Si sta cercando di capire dove poter invece dare una mano, no? Al di là dei contributi che correttamente stanno arrivando dalla regione, dal governo, quindi tutto quello che riguarda Covid, tutto quello che riguarda
tutto quello che riguarda il Covid-19 ovviamente viene ridistribuito sul territorio. Certo. Si sta cercando di capire se all'interno del bilancio possiamo anche dare una mano tipo ai capannoni iscritti, a tutta una serie di cose che potremo sollevare un attimino, perché la crisi vera, quella economica, dovrà ancora arrivare ed è imminente perché è alle porte, perché ormai siamo arrivati al limite della sopportazione da parte di tutti quanti. Tutti quelli che hanno un'attività stanno soffrendo da matti, quindi comprendiamo che il prossimo bilancio e quello che dovrà essere il 2021 non può che essere fatto, ma tutti ce lo consigliano, anche i migliori economisti stanno avvisando tutti quanti, andate piano con i bilanci perché ci sarà un buco enorme quest'anno di entrate, quindi bisognerà calibrare gli ingressi perché saranno le entrate che saranno molto meno, con quello che è la vita, con quello che è la routine normale, perché comunque il comune ha di fisso pure sulle spese, no? Lì non si toccano invece, non è difficile. Da subito invece avremo, grazie all'amministrazione che mi ha preceduto, che ha fatto una bellissima amministrazione fino a un certo punto, e quindi mi ritrovo i risultati, quelli che loro auspicavano, che mi hanno detto troverai, ho trovato dei risultati che io tenderò a migliorare e ci permetteranno anche di assumere delle persone, perché anche questa era una novità sgradevole che mi sono trovato al mio arrivo. C'era una persona che era assunta e la sua assunzione era finita nel faldone delle indagini, quindi non ho potuto completarla. Un'assunzione, una invece era già stata firmata e se n'è andato uno dell'ufficio tecnico, quindi a breve, appena potremo riaprire i concorsi, al di là del bilancio, riusciremo a portare nell'organico altre 2 persone del Comune di Premariaco, una in particolare l'ufficio tecnico, e con la legge 110, quella che prevede gli sgravi edilizi, c'è un sacco di lavoro in giro, tant'è vero che il governo ha addirittura dato a fondo perso delle somme importanti per poter assumere delle persone per gestire questo carico di lavoro importante che sta arrivando da questa legge, la 110, il 110%, quello che ti può permettere di fare i lavori in casa. C'è tantissimo lavoro su quello. Comunque, tornando alla tua domanda, c'è moltissima attenzione nel cercare di dare un po' di respiro, un po' di più, per quello che si può, perché comunque il nostro comune non è così cattivo con le tasse. Chiaro. Senti, ti faccio proprio l'ultima domanda e poi ti lascio. Per quanto riguarda invece il discorso della benzina, del carburante agevolato per il passaggio da fascia 2 a fascia 1, come sta procedendo un po' il tutto? Sì, stanno a livello di assessore presidente, perché ho parlato proprio ieri con Scocimaro mi ha chiesto, deve parlare con Federica per fare direttamente una legge breve e veloce per passare 4 comuni, siamo coinvolti in questa problematica. Ovviamente potrebbero attaccarsi tutti al carro dei vincitori adesso, però quelli che erano gli indiziati numero 1 siamo noi, altri 3 comuni. Per noi 4 stanno cercando una legge veloce e rapida che ci mandi da subito in fascia 1. Piccolo inciso, 4.400.000 € abbiamo perso da quando c'è la fascia 2 e fascia 1. Premariaco, il comune di Premariaco da solo ci ha rimesso 4.400.000 € che potevano tranquillamente rimanere sul territorio senza fare calcoli dell'indotto che portava a questa cifra. È un piccolo segnale, ovviamente questo non solleverà l'economia, però è un piccolo segnale moltiplicato per i 4.000 abitanti e per 10 anni porta a 4.400.000 € di soldini buttati e portati in Slovenia per colpa di qualche cosa che è successo 10 anni fa. Certo, perché quando non si ha lungimiranza a volte questo accade, no? Ed è la cosa che tu hai sottolineato. Senti Michele, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, come si dice, rimarremo in contatto, i fanali sono sempre accesi su quello che accade a Premariaco, ma non solo, come tu hai detto e sottolineato, essendo nativo di queste zone e anche residente, chiaramente continuo, come si dice, ad avere un occhio di riguardo per le mie zone, per sapere un po' quello che accade, soprattutto per intervenire anche attraverso le mie pagine social e comunque quello che riguarda il mio lavoro, per tenere informato quello che accade anche agli altri cittadini, insomma, quello che accade sul territorio. Io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e ci sentiremo insomma più avanti, come si dice. A me ha fatto molto piacere che tu mi abbia potuto intervistare, ringrazio Friuli TV di questa opportunità, ripeto, il fatto di essere chiusi e di non poter parlare con la gente per me è un limite, perché è una delle mie caratteristiche, fra l'altro, quindi ti ringrazio davvero di questa opportunità che mi dai e spero che i cittadini
abbiano apprezzato questo, io sono questo, sono vero, non ho compitini iscritti, non ho questo che mi viene dal cuore. Omar, ti invito a tenermi a bada e essere anche cattivo, non solo amico nei miei confronti, se sbaglio. Non serve che me lo siamo- ripeti 2 volte. Lo so, ma di te mi Io fido. dico sempre questo, ricordati una cosa, il giornale si scrive e a volte qualcuno dice ma è colpa del giornalista perché nel virgolettato io non ho detto questo. La televisione, che sia lo strumento classico digitale terrestre o che sia il new media, cioè il digitale attraverso internet e via dicendo, comunque rimane, perché nessuno ti ha, diciamo così, mentre fai l'intervista nessuno ti fa il doppiaggio, tanto per essere chiari. Sì, Quello che hai sì. detto è detto, non c'è ombra di dubbio o di errore. Dunque, Infilo un'ultima sì. pillola. Nel nostro comune siamo calati del 40% per quanto riguarda i positivi al Covid. Questo non significa che dobbiamo uscire e andare a fare festa, anche perché non è possibile. Comunque da lunedì siamo di nuovo anche noi in giallo, si ritorna alla tradizione di bere il taiù, di bere il caffè, però mi raccomando e mi raccomando ancora, no? Non è per nulla passata, siamo ancora in piena fase, per cortesia. Continuiamo così perché stiamo andando bene, però comunque il Covid a Premariaco c'è, non dimentichiamocelo, anche se abbiamo solamente, fra virgolette, 30 persone coinvolte in maniera positiva, e poi altre 20 che sono in quarantena, ma quelli sono i classici familiari legati al positivo. Quindi siamo bravi, ma attenzione, che si sta un attimo a diventare poi qualcos'altro. Passare Quindi dall'altra parte, insomma. invito i cittadini a mantenere la prudenza. Bene, grazie a Michele De Sabata, sei libero, come si dice in questi casi. Noi intanto Grazie diamo mille. gli aggiornamenti. Allora, andiamo ad aggiornare un po' la situazione per quanto riguarda le partite in corso. A pochi minuti dal termine, Pordenone e Lecce è ancora ferma sull'1-1, mentre in Serie D sempre 1-1 tra Ambrosiana e Chianis Muzzane. Qui è iniziato da una ventina di minuti il secondo tempo, mentre il Chions è sotto di un gol contro l'Est, ma vi daremo poi i risultati nel corso della prossima edizione del nostro audio video giornale. Come si dice nella lontana provincia di Limpero, mandi e alla prossima. Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy.